Coach, torniamo al Paianini e ancora una volta al Paianini non si passa. Cercavi una conferma, cercavi una reazione dopo la partita di Roma e c'è stata, direi. Penso che più di così non potessero fare i ragazzi. Chiunque è sceso in campo ha fatto il massimo, ha portato il suo contributo, si sono divertiti insieme anche nella sofferenza perché abbiamo avuto dei momenti duri in difesa, sono stati bravissimi. Oggi è una partita che al di là della classifica, al di là dell'entusiasmo, è stata gestita anche tatticamente in una maniera impeccabile. Sì, abbiamo avuto Leo a 10 che comunque è un giocatore di esperienza e ci ha dato sicuramente una mano nella gestione e poi il tanto lavoro fatto in settimana comunque anche con Diego, l'allenatore dell'attacco, insomma ha portato veramente tanti frutti. Ora è chiaro che vorremmo parlare subito delle prossime due, ma la realtà è che ora c'è la pausa ed è una pausa meritatissima dopo un lungo filotto. Sì, ci godiamo una settimana un po' diversa dal solito, in cui ci alleniamo meno sicuramente, un weekend di Pasqua con cui stare un po' insieme alle proprie famiglie e ricaricarsi e poi venderemo ancora cara la pelle sicuramente per altre due partite.